bosco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore e della gloria, nella sconfitta il volano è il nostro amore. La nostra storia, la nostra vita, siamo con te. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Festa do fim de semana, só um rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto, passo bem solto, passo bem solto. Na festa do fim de semana.
Quasi agli ultimi sgoccioli di questa stagione Serie B1 Girone C. La Rotoblast ci arriva vincendo il match per 3-1 contro Schio, forse una delle vittorie più insperate della stagione, e adesso ci troviamo di fronte a due scontri salvezza veramente importanti. Oggi contro Cerea, la prossima con Don Coleoni. Qui ci giochiamo la stagione. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 24esima giornata del campionato nazionale di Serie B1 Girone C, che vede a confronto la Rotoblast Volano Volley e l'Istituto Cerea. Allora, ovviamente la Rotoblast ha portato a casa 3 punti in chiave salvezza molto importante, che l'hanno tolta temporaneamente dalla zona retrocessione. Cerea invece, nonostante un buon gioco e giocando ad armi pari, ha perso 3-1 contro l'Asimus Giorgione e adesso si ritrova al penultimo posto, quindi sono punti che contano anche per Cerea, visto che al momento è in completa zona retrocessione. Staremo a vedere cosa succederà. Intanto saluto la mia compagna di viaggio Silvia Briani e Andrea Zeni, nostro mago delle statistiche. E fra pochi minuti inizierà la partita. L'arbitro che adesso chiede alle squadre di allontanarsi dal campo sono Simone Migiano e Fabrizio Ghirardini, entrambi della sezione di Bolzano. Amici, iniziamo la nostra serata di Volano Volley con Buone Canto, l'inno ufficiale di Volano Volley. L'atmosfera al momento qui all'Arena Biancorossa è abbastanza tranquilla, un palazzetto al momento diciamo semivuoto, perché il lato del tribune ospiti è praticamente deserto, quasi deserto. Abbiamo riempito abbastanza il lato dei tifosi locali. Questa è al momento la situazione per uno scontro salvezza che varrebbe tanto. Le nostre ragazze, per evitare una possibile retrocessione dopo 8 stagioni di fila in B1. L'Istituto Cerea ovviamente, per, se non erro, è la loro prima stagione quest'anno da neopromosse, ovviamente per non ritornare su B2. Allora ci siamo, allora adesso lascio la parola ovviamente allo speaker ufficiale dell'Arena Biancorossa Paolo Studenti e noi ci ritroviamo tra poco per l'inizio della partita. Volano Volley, il comune di Volano, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, auspica che tale ricorrenza sia ricordata ogni giorno dell'anno e non solo nella data specifica. Il nostro motto è schiacciamo la violenza. E benvenuti all'Arena Biancorossa, da sempre la casa del Volano Volley. Oggi si svolge l'11ª giornata del girone di ritorno del campionato nazionale Serie B1 Girone C. L'incontro odierno è tra la Rotoblast Volano Volley e il Suzu Volley Cerea Verona.
iniziano l'incontro. Primo arbitro il signor Simone Luzzano di Bolzano. Secondo arbitro il signor Fabrizio Pirambini di Bolzano. Tra poco lo starting player. Volle Cerea in campo con numero 2 Valeria Priore, con numero 3 il capitano Valentina Canuzzi, con numero 5 Giorgia Pulla, con numero 8 Famiglia Cornelli, con numero 14 Terena Peloso, con numero 18 Vittoria Cervellini, libero numero 10 Sara Povolella, primo allenatore signor Alberto Valente, secondo allenatore signor Andrea Fortunati. Ed ora si abbassano le luci, si alza l'uscione, tutte assieme si stanno la roba, un lavoro di campo con numero 3 Emanuela, numero 6 Matilde Pinarello, tutto questo è venuto dal 2025-2026 a Vezzano. Alza Caruzzi, zona di Vittoria Cervellini, chiude il primo punto 1-0 per Isuzu Cerea. Primo punto allora per la formazione allenata da Alberto Valente. 1-0 per Isuzu Cerea. A servizio Giorgia Bulla che serve, zona una ricezione un po' sbilenca, ribol concesso da Piero Bon nella zona di Priore. Attacco vincente, attacco out di Cervellin, uno pari. Emanuela Bortati. Emanuela Agbortavi per video out di Emanuela Agbortavi. 2-1 Cerea. Oggi ovviamente sono punti che pesano come un macigno per chi si fosse collegato solo ora, perché la
le due formazioni sono in piena lotta per non retrocedere. Vi ricordo solo, per chi non segue tanto la classifica, che al momento i Zuzu Cerea è penultimo in classifica con 23 punti. Seguì davanti di un punto solo c'è Brembo Volley Team, e poi davanti a loro ci sono 3 squadre a pari punti con 25. No, scusate, 2 squadre con 25. Poi a chiudere in maniera avanzata ci sono 2 squadre con 26 che sono Donco Leoni e Torbole Catania. Intanto Cerea fa il quarto punto del primo set. Quindi Cerea al momento sta conducendo in maniera ottimale questo primo set. Ancora Valentina Caruzzi, la capitana, serve su Ferrari, cercata tanto in questo set. Punto della carta, lotta Petroziello. Secondo punto a favore della formazione di Luca Parlatini, che adesso guarda sul 4-2. E va la capitana Carlotta Petroziello. Punto da Petroziello libero. Punto vincente, se ho visto bene, di Peloso. 5-2, da Peloso. Camilla Cornelli al servizio per Cerea. Servizio battuto su Ferrari. Inarello attacca. Monica Costalunga almeno ci prova. C'è stata la difesa di Cerea. Provato Priore all'attacco. Ancora Monica Costalunga, difesa di Bovolenta. Attacca Priore, murata Priore. Ancora giocabile per Cerea con Cervellini. Vittoria Cervellini in mezzo al muro di Tomasetic e Costalunga. 6-2 punteggio per la formazione di Valente. Arriva il time out, Luca, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, siamo 6-2 a favore di Cerea in questo primo set. Servizio Camilla Cornelli per la formazione veronese. Servizio battuto su Piero Bon. Attacca Tomasetic, però c'è anche l'ostruzione del muro che attutisce il colpo. Cervellin murata ma ancora giocabile. Priore, l'attacco è out. Valeria Priore, terzo punto Rotoplas di questo primo set. Monica Costalunga al servizio. Su Priore. Netto Ferrari. Tira il colpo. Monica in pallonetto, difeso Cervellini. Attacca Cervellini, ma sbaglia l'attacco. Vittoria Cervellini regala il quarto punto alla Rotoblast. 4-6. Adesso ancora Monica Costalunga al servizio. Servizio battuto su Cornelli. Alza Caruzzi. Tentativo d'attacco di Priore che viene murata ma ancora giocabile. Caruzzi, Priore, invasione credo di Tomasetic. Non l'abbiamo visto, però l'arbitro fischia l'invasione dalla Rotoplas, che vale il settimo punto per l'Istituto Cerea. Teresa Peloso ora il servizio. Out di Peloso, forse ha provato anche gli 8 secondi, però non è sembrato passare più di 10, però
No, posso dire, servizio completamente sbagliato, quindi non mi pongo più sto dubbio. Arianna Tolosetic al servizio. Battuto il libero. Carusi Cervellin. Troppo facile per Cervellin questo attacco. Ottavo punto per il Giudice Cerea. Pronta Cervellin, l'autrice del punto al servizio. Servizio battuto su Monica Costalunga. Agbortavi. Emanuela Agbortavi. Quanto mi mancheranno queste urla. Quando finirà la stagione quanto mi mancheranno. Punto comunque di Agbortavi. E a 8 punteggio al servizio Pinarello. Un po' lenta di attacco, domani out di Giorgia Bulla. Non me. Giorgia Bulla ha firmato il 9° punto per Cerea. Servizio la numero 2, Valeria Priore. Serve su Ferrari. Petrucciello dalla difesa di Cerea, attacca Cervellin, muratta, però c'è Piero Bon sulla traiettoria a evitare guai. Ferrari, infrazione di quarto tocco, che vale il punto numero 10 per il Cerea. Ora Valeria Priore. Da Cornelli, ma troppo facile per Bulla, non si fa pregare. 11-6 punteggio. Time out Luca, sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancolotta di Volano, 11-6 il punteggio a favore di Cerea nel corso di questo primo set. Valeria Priore al servizio per Giudice Cerea, la squadra allenata da Alberto Valente. Serve su Ferrari. Pinarelli in bagger, alta zona Petrucciello che però spara in rete. 12-6, copiata la Rotoblast in questo primo game, ed entra Cantalupi ed esce nel posto di Carlotta. Valeria Priore al servizio, diventa capitana Camilla Ferrari. Priore, Piero Bon riceve, Pinarello alza zona Ferrari che però attacca abbastanza con molto debole. Troppo Mortavi, muro vincente. Allora 7-12 punteggio, inizio Camilla Ferrari. Cornelli, attacca Cornelli, però viene burrata. Invasione ancora di Rotoblast, sì, esatto. 13-7. Quel pallone sarebbe comunque atterrato nella metà campo bianco-rosa, quindi in entrambi i casi il punto era di Cerea. Pronta Giorgia Bulla al servizio per attacco di Costalunga, attacca Cervellin, Pinarello, ancora giocare per la Rotova, Pinarello alza in zona Costalunga, mica Costalunga. 8-13.
vincente di Giorgia e Camilla Cornelli, scusate. 14 a 8. Cornelli, 14-8. Servizio capitano, Valentina Caruzzi. Valentina Caruzzi al servizio. Ferrari, ricevuto Pinarello, Cantalupi, stato troppo complicato per Valentina Cantalupi. 15 a 8. Ricordo che si fosse sintonizzato soltanto ora che la Rotoblast al momento è fatto di 7 punti, 8 a 15 punteggio, e Luca ha già usato tutti i 2 time out, quindi adesso solo Valente può bloccare il gioco, però al momento la Rotoblast è abbastanza in tilt sul piano del gioco. Siamo 16 a 8 a favore di Cerea. Ovviamente nel prossimo set abbiamo bisogno di fare un reset, perché come ho detto all'inizio della nostra diretta, la Rotoblast gli aspettano due match importantissimi in chiave salvezza, perché abbiamo adesso Cerea che è dietro di noi di 2 punti, e poi abbiamo Don Coleoni che al momento è avanti di 1 punto. 16 a 9. Servizio Valentina Cantalupi, palla è out. 17 a 9. Di poco è out, giusta la chiamata. Camilla Cornelli ora il servizio per Cerea. Cornelli su Ferrari, Pinarello, zona lunga, difeso Bovolenta. Caruzzi al centro, attacca Cornelli a 2 mani, Tomasetti difende l'attacco. Area attacca, difeso da Caruzzi. Cellonetto murato di Cervellin. Priore sfonda il muro di Tomasetti e si prende l'8º punto. Ancora doppiata la Rotoblast, siamo 18 a 9. Ancora Cornelli, serve, posta lunga, ace. 19 a 9. E Camilla Cornelli. Murata, posta lunga da Teresa Peloso. Entra Anna Bacchin per posta lunga. Rete di travolta di Cornelli. 10 a 20. Arrivata Tomasetti. Difeso da Cantalupi. Ferrari attacca ma difende Cornelli, e poi non si fa pregare Teresa Peloso. C'è un cambio per Elena Giuseppe al servizio. Elena Di Seppi che è entrata, serve su Ferro, dare in free ball.
Cervellin murata, ma ancora giocabile. Priore, questa volta Priore chiude l'attacco. 22-11, sì. C'è un cambio, entra Chiara Giacomelli per Arianna Tomasetti. Ormai sono i cambi per provare a invertire la tendenza, però ma in questo set ormai direi che ormai già devo già definirli già i titoli di coda. Ferrari, Camilla Ferrari, un ottimo attacco a filo di linea, scusate, che manda servizio di Chiara su Pineppi, attacca Cervellin, l'attacco è in campo. 23-12. Servizio di Cervellin, Roboni free ball. Priore, acque out di Priore, quindi la Rotoblat ci porta sul 13-23. 20 punti di ritardo sono comunque tantissimi, però nello sport mai dire mai, si dice. Servizio su Di Seppi, Murata, 14-23 il muro era il Camilla Ferrari. Marello ancora lei al servizio. Sì. Attacco di Cervelli. Agbortabi. Piero Bon concede una free ball. Priore. Valeria Priore. 24-14. Set point per Isuzu Cerea. Ovviamente set point per Cerea. Ovviamente la Rotoblat ha bisogno di fare un reset di questo set, tornare con un altro spirito in campo. Out l'attacco di Cantalupi, si chiude qui il set. 25-14. Pausa sport.
Secondo set all'arena Biancolo. Nuova in diretta dall'arena Biancolo di Volano, 1-0 favore di Cerea, che ha vinto il primo set agevolmente 14-25. Adesso vediamo i punti di squadra quando inizia il secondo set con il servizio Cerea con Giorgia Bulla. Servizio battuto su Costa Lunga. Narello attacca Bacchino, ma viene murata, la salva Costa Lunga e poi il free ball, che però chiude l'attacco. Però c'era comunque invasione della Rotola, però Peloso aveva chiuso l'attacco. I punti di squadra: 2 Agbortavi, 1 Costa Lunga, 1 Petrusiello, 2 Ferrari, 2 Tomassetti, 8 punti di squadra e 6 su errore di Cerea. Vediamo quelli di Cerea. Ferrari, poi ancora una piccola dichiarazione. Allora, di quarto tocco, sta provato col piede Minarello, niente da fare, purtroppo non sembra essere giornata oggi. 2-0 Cerea. Allora i punti di Cerea: 3 Priore, 2 Bulla, 3 Cornelli, 4 Peloso, 5 Cervellin. 17 punti di squadra, 8 su errore di Volano, quindi comunque sempre 2 errori in più. Provato anche l'attacco, anche Cornelli, pallonetto dei Vincenti. 3-0 Cerea. Costa Lunga, out. 4-0, 4-0, notte fonda Rotoblas anche in questo viso di secondo set. 4-0. Ancora di Cornelli, Achin, Agbortavi, ancora Agbortavi, deve concedere la free ball. Un'opportunità per la Rotoblas per chiudere questo break. Bacchin ha difeso Priore. Cornelli, sfiorare il tetto. Bacchin sulla traiettoria Bulla, free ball. Garello, Agbortavi. Primo punto del secondo set della Rotoblas con Manuela Agbortavi, 1-4. Al servizio. Cornelli. Free ball concessa alla Rotoblas. Mica Costa Lunga. Secondo punto Rotoblas, 4-2. Praticamente rispetto allo starting six del primo set adesso abbiamo Bacchin al posto di Petrusiello. Ferrari, servizio battuto su Cornelli. Da Cornelli, murata, out. Peccato. 5-2. 5-2. Terzo punto Rotoblas. Manuela Agbortavi, Priore. Cervellini, attacco vincente di Vittoria Cervellini. 3-3, Isuzu Cerea. Cornelli al servizio. Camilla Cornelli al servizio. Servizio battuto.
lunga. Mi attacca, ci prova, meno. Lo salva comunque Cerea con Peloso che concede una free ball. Niente Costa lunga. 4-6. Anna Bacchina al servizio. Tacque out di Teresa Peloso. Parità, 6 pari. Anna Bacchina. Bacchina al servizio. Tornelli. Lenta. Cervellin. Niente da fare. 7-6. Punto. Punto era di Cervellin. 7-6. Teresa Peloso ora al servizio per Cerea. Che rimpallo caduto di dimenticare Bacchin. Free ball concessa e Cervellin la sfrutta a pieno. 8-6. 8-6. Servizio in rete di Peloso. 8-7. Monica Costa lunga al servizio. Laruzzi, Priore, Muratta va giocabile per la Rotoblast perché è finita dalla metà campo. Arianna Tomasetic. 8 pari. Palla è out. 9-8. Vittoria Cervellin al servizio. Out il servizio di Vittoria Cervellin. 9 pari. Atleti già out il servizio. 10-9. Servizio Valeria Priore. 19. L'attacco ma Bovolenta ha accettato l'attacco. Agbortavi in free ball. Agbortavi un altro muro nonostante ci ha messo tanto tempo e ci prende un gran punto. Brava Manu. 10 pari. Direi clamorosa Agbortavi perché ha recuperato la posizione, ha murato lei nonostante era stata giù quasi un secondo. E dopo è indotto a sbagliare l'attacco. C'è 10 pari. Ho capito il gesto di Migiano nel campo. Inizio di Pinarello. Bovolenta.
Murata Ferrari. Il muro di Ferrari sull'attacco di Giorgia Bulla. Vantaggio Rotoplas 11-10. Matilde Pinarello, servizio battuto out, 11 pari. Siamo 11 pari. E va Giorgia Bulla al servizio. Servizio su posta lunga, Pinarello. È invasione di... sì, invasione di Bacchin. 12-11. Giorgia Bulla al servizio. Mortavi, Pinarello, Bacchin dall'altra parte. Caruzzi e passa l'attacco di Giorgia Cornelli. Vale 13° punto a favore di Giudice Rea. Prende 2 lunghezze di vantaggio. Bacchin. Cornelli, pallonetto, Bacchin. Lunga pallonetto difeso Cervellin. Invasione ancora di nettamente mossa Anna. 14-12. Martina Caruzzi, Cerea al servizio. Ferrari. E Costa Lunga ha provato l'attacco Bovolenta. Caruzzi, out. 13° punto per la Rotoplas Volano Volley. Entra Maya Godner per Emanuela Akbortavi. Nel posto di Emanuela. Nostro numero di Spagna, Esmer. Maya Godner, servizio. Battuto. Servizio superiore. Cervelli Murata vincente! Maya Godner al servizio. E lei si Maya Godner. 14 Cervellin Ferrari ha difeso Costa Lunga. Costa Lunga 14. Time out Alberto Valente, sponsor.
nuovo in diretta dall'arena bianco-rosa di Volano. Siamo 16-14 a favore della Rotola nel corso di questo secondo set. Ancora Maya Gosmer al servizio. Tutto il servizio Cornelli. Carundi. Il muro Tavastatic! a 14 il muro di Arianna Tavastatic. Maya Gosmer al servizio. Servizio battuto. Priore riceve, Carusi alza e subito l'attacco di Peloso. Chiude l'ottimo break della Rotoblas. Era sotto 13, giusto? Era sotto 13 a 14 e poi ha fatto un ottimo break fino al primo punto, quindi un bel 4-0. Vediamo se riusciamo a consolidarlo. Tavastatic! Settimo punto a favore della Rotoblast. Anna Bacchin al servizio. Anna! Il servizio su Ovoletta. Brava Pina. Chiedono la doppia. Poi il punto comunque arriva per Cerea. 16-18. C'è un cambio per Cerea, esce la numero 14 Teresa Peloso ed entra la numero 15 Elena Di Deppi per Cerea. Le proteste dalla metà campo rossonera era che una possibile doppia nel tentativo di free ball. Salunga rimedia. 17-18. Forse Pinarello si è fatto un po' male al gomito perché una set del tentativo di Murari gli è andata abbastanza conto. Time out, sponsor. Nuovo in diretta dall'arena bianco-rosa di Volano, 18-17 a favore della Rotoblas nel corso di questa seconda frazione di gioco. Pronta Elena Di Deppi al servizio per Isuzu Cerea. Su Bacchin. Pinarello. Lunga Costa lunga. 9-17. Monica Costa lunga al servizio. Di Deppi attacca subito ed è vincente Giorgia Bulla. 18-19. C'è un cambio, entra la numero 9 Angelica Baiamonte ed esce Vittoria Cervellini. Va al servizio proprio la numero 9 di Cerea, Baiamonte. Baiamonte pronto a battere, serve in questo momento su Bacchin. Attacca Ferrari, c'è la difesa di Bovolenta dopo il muro che attutisce un po' il colpo. Priore, l'ausilio del net, si guadagna la parità, quindi parità di Cerea. Ancora Baiamonte al servizio. Bacchin
Camilla Ferrari, 20-19, Camilla Ferrari. Allora rientra Emanuela Cordabi per Maia Gosler. Il cambio è Arianna Tomasetic per Valentina Cantaluppi. Quindi, come è stato prima con Agbortavi, è un tentativo di migliorare la difesa, schierando due schiacciatrici. Cantaluppi, battuta un po' volenta. Sì. Era Priore Murata, ancora giocabile però. Ferrari, Camilla Ferrari, 1-19. Time out Valente sponsor. In diretta dall'arena bianco-rossa di Volano, 21-19 il punteggio a favore della formazione di Luca Parlatini nel corso di questo secondo set. Ancora Valentina Cantaluppi al servizio. Battuto Tempi, Ruzzi, Bulla, giocabile ancora per la Rotoblas. Vari pallonetto difeso Baiamonte. Priore Murata! Allora rientra Vittoria Cervellin per Angelica Baiamonte nel lato Cerea. Ancora Valentina Cantaluppi. Caruzzi è stata furba e molto brava qua, che ha dato l'idea che stesse facendo un palleggio, invece nonostante era un palleggio alto è stata brava che gli ha fatto l'effetto curva e l'ha mandata dall'altro lato. Gli preparata la difesa biancorosa. 20-22. Valeria Priore al servizio per Cerea. Riceve Costalunga. Bortavi, Emanuela Bortavi. a 20. Matilde Pinarello al servizio. Servizio battuto. Tende Camilla Cornelli. Tocca le mani di Agbortavi e si prende il mani out. 23-21. Cambio per Cerea. Entra la numero 14 Teresa Peloso e lascia il suo posto Elena Dinetti. Quindi rientra la squadra che ha iniziato il secondo set. Giorgia Bulla al servizio. Tutto su Costalunga. Seppur con free ball di Cervellini. Manuela Agborta 24-21. Prende un po' i controtempi, infatti ha fatto una sorta di sberletta alla palla, però si è adagiata nella metacampo rossonera. Touch point Rotblas con il servizio Camilla Ferrari. Servizio battuto, Cornelli riceve, Povolenta, attacca Cornelli, Murata! Pausa sponsor e torniamo per l'inizio del terzo set.
Interrompiamo la pausa set perché il set è appena ricominciato. Attacco primo vincente Giorgia Bulla. Primo punto per la Isuzu Cerea. Riepilogo di punti dopo i primi due set. 14-25 il primo Cerea, 25-21 il secondo Rotoblas. 1 pari il punteggio. I punti di squadra sono, partendo dalla Rotoblas, 7 Agbortavi, 2 Bacchin, 6 Costalunga, 1 Gostner, 1 Petruziello, 5 Ferrari, 6 Tomasetic. Sono i 28 punti di squadra della Rotoblas e 11 su errore di Cerea. Riball concesso da Costalunga e poi vi faccio il riepilogo anche di quelli di Cerea. 2-0 intanto con il punto di Penode. 5, allora, punti di Cerea, 5 Priore, 1 Caruzzi, 3 Bulla, 7 Cornelli, 8 Peloso, 8 Cervellin, 32 punti di squadra, 14 2 della Rotoblas. Arriva Reis 3-0. Giorgia Bulla al servizio, 3-0. Inizio fotocopia del primo set al momento. Narello, Bortavi. Manuela Bortavi, 3-1, scusate. Inizio di Bortavi, Bobo lenta. Capelli. Narello. Costa lunga. Difeso. Cerea, attenzione, ancora giocabile. Costa lunga. Monica Costa lunga, 3-2. Monica Costa lunga. Al servizio su Cornelli, difficile questa ricezione. Riball concessa. Anna Bacchin, 3 pari. Ancora Manuela Bortavi. Battuto in rete, peccato. 4-3. Valentina Caruzzi al servizio. Rotazione. Rotazione fischiata contro la Rotoblas. Si deve ribattere. Errore, valutazione sbagliata del secondo arbitro. Infatti Luca è andato a chiedere subito informazioni e infatti Fabrizio Ghirardini si corregge e alza il doppio pollice, quindi non è 5-3 per Cerea ma si riparte dal 4-3. Servito su Bacchin. Sta lunga! 4 pari. Infatti vi dico già che avevo un dubbio sul perché avete fischiato la rotazione. Il metodo di Bacchin su Cornelli. Punti. Vincente! Cinque a 4 il punteggio. Fischio battuto su Priore. Cervellini. Può arrivare Piera. 5 pari, scusate. Servizio la Cornelli per formazione nero rosso-nera. Servizio battuto su Piero Bono.
Pinarello. Costa lunga. Non ha salvato. Cerea. Pinarello. Costa lunga. Difesa di Caruzzi. Nuovo lenta. Cervelli. Machin. Area difeso. Era troppo telefonata questa per una free ball. Il vincente! Risposta di mega difese da un lato e dall'altro. Ma il punto alla fine della rotola sul muro di Tomasetic. Out di poco. Dai pari. Teresa Pelosa al servizio. Out di Teresa Pelosa. Di nuovo vantaggio rotola. Siamo 7-6. Arianna Tomasetti già al servizio. Priore. Mani out Vincente. Esatto, siamo 7 pari. Intanto provo a guardare sugli altri cambi come sta andando per tenervi aggiornati un po'. Allora, il primo set di Don Coleone finito, visto che è un po' più in ritardo perché inizia alle 9 la partita lì. 25-11 a favore di Don Coleone. Vai all'attacco Ferrari, vantaggio Cerea. E adesso sono sul 6-4. Poi abbiamo Brembo Volley contro Vicenza, che il primo set è finito 26-24 a favore di Brembo. E il secondo invece l'ha vinto Vicenza egregiamente 16-20 per 25-16, scusate. Però sta conducendo il terzo set Brembo adesso 17-14, quindi nettamente in vantaggio rispetto a noi. Ok. Allora il nostro mago delle statistiche che segue tanto il live score mi ha detto che di non fidarmi del live score perché è ancora quello del vecchio. Ah, di portavi! Allora, non vi dirò più quello di Brembo e Vicenza perché mi ha detto che è sbagliato. Allora, sul campo invece di Torbole Casaglia, il primo set lo vince Peschiera 24-26, il secondo lo sta conducendo Torbole per 17-16. Mentre invece il derby veronese tra Arena Volley Team Verone e GPS Volley Group lo sta vincendo l'Arena Volley 2-0, 25-23 il primo, 25-19 il secondo. Questa è la situazione. Macchina riceve. Prova Macchina ad attaccare Bovolenda. La traiettoria dopo muro. Cervellin. Punto Camilla Cornelli 10-8. Adesso comunque adesso deve essere cambiato. Beh, se tutto va bene, Vicenza. Murata ancora giocabile. Ancora Murata, Bacchin. Pinarello al centro. Costa lunga. Pinarello in difesa. Piero Bon. Taluppi. Il ball concesso ancora Cerea. Bacchin. Taluppi. Niente da fare. 11-8. Time out sponsor.
diretta dall'arena biancorossa di Volano. 11-8 punteggio a favore di Cerea nel corso di questo terzo set. Valeria Priore al servizio sull'8-11 per Cerea. Servizio su Bacchin, Pinarello, Anna Bacchin, 9-11. Valentina Cantalupi al servizio. Tutto su Bovo, lenta. E Anna Bacchin. Invasione ancora contro la Rotoblas. Non ho capito di chi, probabilmente di Bacchin. 12-9. Anche Luca conferma l'invasione di Bacchin. Bulla al servizio. Cantalupi. È successa una free ball. Monica Costaluca. Vincente di arriva l'Ace. A 10. Bello. Bacchin. Back out. 15-10. Time out. Luca sponsor. In diretta nuova in diretta dall'arena biancorosso. Siamo 15-10 a favore di Cerea in questa terza frazione. Questa lunga murata ancora giocabile. Livello ancora Costa Lunga. 11-15 Bonino Costa Lunga. Bacchin al servizio, un Priore a ricevere, Caruzzi, Cervellin, Vittoria Cervellin, scusate, firma il punto numero 16, Istituto Cerea. Cornelli, Bacchin, Pinarelli, Massetti, Priore a pallonetto,
Ragazzi, mi sa che sto set è finito. 17-11. Lieto di sbagliarmi, ovviamente. Ancora Camilla Cornelli. Percerea al servizio. Tutto il servizio su Piero Borgo. Inarello. Costa lunga, addirittura fuori dall'asta. Proprio complicato questo attacco. 18-11. Servizio di Cornelli. Lunga. Peso da Bovolenta. Cervelli murata, ma ancora giocabile per Cerea dalla parte opposta a Priore. L'attacco è in campo di Valeria Priore. 19-11. In fuga Cerea. Forse è stato illusorio. È stato illusorio questo. È stato illusorio probabilmente questo secondo set per la Rotoblas. Costa lungo, ma c'è la difesa ancora di Bovolenta. A Vitar Guai. Poi Cornelli. 20-11. Ed è pronto a entrare Zara per Pinarello. Ancora Milla Cornelli, poco fa autrice del punto. Su Costa lunga Zara. Massetti, 21-11. Posizione di Cornelli, regala il 12° punto alla Rotoblas. Lunga servizio. Questa Caruzzi. Murani! Tomasetti. Costa lunga al servizio. Servizio battuto. Cornelli, Caruzzi, Cervellin. Invasione ancora sì, di Cantaluppi. 22-13. Servizio peloso per Cere. E ancora rotazione. Lunga chiede rotazione. E ora di formazione 20-13 Corea. Chiesta la rotazione. Stavolta infatti io non ero sorpreso stavolta. Prima ero proprio sorpreso, infatti ho detto basta. Servizio di Tomasetti, Gesù. Punto vincente. 24-14. Set point per Cerea. Purtroppo noi abbiamo vinto un game, scusate, non è una partita di tennis. Un set equilibrato, però ne stiamo perdendo due, subendo tanto di gioco. E arriva lei, 14-25, si chiude il terzo set. 2-1 Cerea.
Scusate, mi stavo strozzando. Pausa sponsor e torniamo per il quarto set. Nuovo in diretta dall'Arena Bianco-Rosso di Bolano. 2-1 il punteggio dopo 3 set di gioco. 14-25 il primo, Cerea. 15-21 il secondo, Rotoblas Bolano. 14-25 il terzo, sempre Cerea. 2-1 per Cerea. Servizio il primo set del... Scusate, primo punto Rotoblas. Ecco, Emanuele Agbortavi. Primo punto Rotoblas, il quarto set, 1-0. I punti di squadra dopo 3 set di gioco: 9 Agbortavi, 4 Bacchin, 10 Costa Lunga, 1 Gosner, 5 Ferrari, 1 Petruzziello e 10 Tomasetici. 40 punti di squadra e 13 su errori di Volano. Scusate, non di Volano, 13 su errori di Cerea. Servizio primo di Cornelli per Cerea. Ferrari ci prova almeno. In uovo lenta. Muro vincente! Anna Bacchin al servizio. I punti di Cerea 2-1. 9 Priore, 3 Caruzzi, 7 Bulla, 9 Cornelli, 9 Peloso, 11 Cervellin. 48 punti di squadra. Priore, Pierobon, Pinarello 3-1.
scusate, chiuso adesso. 48 punti di squadra di Cerea contro i 23 della Rotoplas. Cornelli di Bacchin. Cervellin, attacco e out. 4-1. Anna Bacchin al servizio. Abbiamo time out sponsor. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorsa di Volano. 5-1 il punteggio a favore della Rotoplas nel corso di questo quarto set. Allora, se il live score mi assiste, vi dico in diretta come sta procedendo sugli altri campi. Il pallonetto, Bacchin ha difeso, Ferrari attacca, Muratta, giocabile dall'altra. Passa l'attacco stavolta di Teresa Peloso. 2-5 il punteggio. Allora intanto forse se mi si è riattivato il live score. Troppo sito Federvolley quando ci sono tutte queste partite va in tilt. Dobbiamo potenziare i server come fanno i cinesi, diciamola così. Servizio su Bacchin. E arriva l'Ace. 3-5. Pinarello, Ferrari. Per un pelo non ha toccato il tetto. Diciamo che se l'avessimo vista a promo mi sa che loro chiudono la doppia come il doppio tocco. Non è perché ha preso di testa. 4-5. Giocata così con testa. Allora, vediamo se il live score si è aggiornato. Magari vi faccio un breve check. Nelly out. Nelly out. 6-4. Passa l'attacco di Priori in mezzo al muro, Pinarello e Tomasetic. Adesso siamo 6-5. Allora purtroppo non riesco a comunicarvi il live score perché è tutto proprio bloccato. Il score di prezzi è ancora a rotazione. Luca annuisce con la testa. Annuisce con la testa perché ha sbagliato. Mi sa che la nostra Silvia ci ha visto lungo sul secondo arbitro, che mi ha detto nell'orecchio: non credo di aver mai visto un secondo arbitro così preciso con le rotazioni, perché è già la
Esatto, la terza chiamata di cui tacco out stavolta di Costa Lunga, 7-6. Purtroppo niente, non riesco a darvi i parziali perché sono tutti oscurati. Devo fare un aggiornamento dopo, non se riesco ad annunciarlo. Intanto parità di Cerea che si porta a 7 pari. Tiro su. Non ho detto bene chi. Ferrari al centro. Villa Ferrari. Matilde Pinarello al servizio. Non ci arriva. E c'è Manuela che si è fatta male, mi sa. La sento la sento singhiozzare fin qui. Allora direi c'è un giro di sponsor. Torniamo tra poco. Allora riapriamo la diretta. Allora, adesso Silvia mi fa un rallentamento dell'immagine per capire cosa è successo, perché io stavo cercando di guardare il telefono, però vedo che il medico gli sta muovendo pian piano il ginocchio. Allora, l'ho sentita singhiozzare fin qua. Quindi deve trattarsi di qualcosa. Sì, forse gli si è girata la caviglia, però vedo che il medico gli sta facendo entrambe, come si dice, entrambe le, sta provando a fargli entrambe le gambe alzate, abbassarle per capire. Ah, dici, perché proprio la gamba comunque non riesci. Prova a girare. Dovessi allora bloccare il telefono da sopra. Comunque si allora intanto c'è anche quella di Cerea. È entrato anche il secondo allenatore di Cerea. Provare a sollevarla. A quanto pare sembra. Allora sta un po' di spavento, però poggia pian piano la gamba. Adesso entrerà Chiara Giacomelli per la Manu. In bocca al lupo a Emanuela. Allora intanto siamo sull'8 pari, ovviamente. Ovviamente adesso dobbiamo comunque. Adesso aspettiamo Silvia che mi spiegherà in differita cosa è successo. Allora, vediamo un po'. Tanto tra poco ricomincerà la partita. Dopo un po' non zoomi più. Allora io vedo che qua la Manu si sta tenendo un po' i ginocchi come fa sempre. Le ginocchia come fa sempre. Qua. Qui. Allora
Allora, servizio. Allora, fa il salto. Ah, è proprio... Ah, è saltata da sola proprio. Se proprio nel momento del salto ha tirato giù subito le braccia e si è subito tenuto le gambe. Ecco, proprio al momento del saltare, proprio si è strappata proprio nel saltare proprio. Quindi ecco il motivo del perché Manuela. Comunque adesso la partita ricomincia. Attacco di Bacchin. Questa è una brutta perdita. Comunque adesso speriamo che Chiara mi sappia darmi una mano. Bacchin. Ovviamente è complicato adesso. Invasione proprio di Giacomelli. Vale il vantaggio Cerea. Servizio battuto. Dinarello. Ferrari. Priore. H Cervellina, difeso Ferrari. Dinarello. Mica Costa lunga. Mani out. Lunga il servizio Priore. Niente da fare. 10-9. Allora, abbiamo già il primo risultato ufficioso di questa giornata. Vince Smai più Arena Volley Team 3-0. 3-0 senza storia, direi. Debut concessa a Cerea, che con Cervellin non si fa pregare. 11-9. Time out per Luca. Sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano. Il punteggio è di 11-9 a favore di Cerea. Comunque Brembo ha vinto anche il terzo. Allora, la brutta notizia arriva anche dal campo di Brembo, perché Brembo ha vinto il terzo set, quindi ha guadagnato un punto. In questa giornata ha guadagnato un punto e Brembo è dietro di noi di un punto, quindi Promo Ball invece, come era prevedibile, è sotto 2-0 contro Don Coleoni, quindi anche Don Coleoni ha guadagnato un punto oggi, però era chiaro che Don Coleoni almeno ne prendesse 3. Finita, come ho detto, a Casteldassano. Arena Volley Team Verona ha vinto 3-0 contro Schio. Servizio di Cornelli. Ferrari prova l'attacco, a difeso Caruzzi. Mentre il problema adesso Cervellin. Mani out. Allora 26-24, 16-25, 25-19 per Brembo. Anna Bacchin. Ovviamente adesso la Rotoblas deve assolutamente portare la partita al tie break, perché sennò oggi sono punti persi in chiave salvezza veramente fondamentali. Poi ovvio la sfiga ci si mette anche di mezzo con gli infortuni, però era una roba che vi avevo. Attacco vincente di Priore ancora in mezzo al muro. Valeria Priore. Era una roba che non vi ho voluto dire a inizio partita, però la Rotoblast in questa giornata sta vivendo un po' anche problemi fisici e purtroppo
non volevo dirvelo, ma purtroppo lo strappo di Agbortabi mi ha costretto a confessarvelo in maniera ufficiale. Abbiamo tanti problemi fisici che quest'anno non ci stanno proprio dando tregua, che ovviamente non è una giustificazione sulla brutta stagione fatta. Arianna Tomasetic, perché ovviamente gli obiettivi stagionali erano ben diversi. Non dico essere in Serie A3, però conquistare una salvezza, diciamo, una parte sul campo molto meno sofferta. Cantaluppi, servizio su Cornelli, servizio, punto che vale la parità. Infrazione di quarto tocco. Io purtroppo qua sul live score non riesco proprio a dirvi niente, perché addirittura ancora Cantaluppi, ancora su Cornelli, la lunga Tomasetic. Ancora Cantaluppi, out. In capo! Io avevo la rete, pensavo ormai era out. Stavolta è Silvia che mi fa notare che sono io cieco con un ferro davanti. Ancora! 16-13. Time out, sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano, il punteggio è di 16-13 a favore della Rotoplas nel corso di questo quarto set. Servizio, qualco out stavolta, 16-14. C'è un cambio, esce Vittoria Cervellin, lascia il posto a Angelica Baiamonte. Non ce la posso fare. Pinamonti. Sono passato alla Serie A di calcio di botto. Pinarello chiede la rotazione. Forse la Rotova si è reso conto che è un arbitro molto attento alle rotazioni, quindi out. 15-16. Ancora al servizio Baiamonte, battuto sul back-in. Pinarello al centro, Cantaluppi, il muro vincente. Allora rientra Cervellin per Baiamonte. 17-15 punteggio. Servizio di Tomasetic, Uovoletta, ora pallonetto back-in. Pinarello, Costalunga, murata, Pinarello, Tomasetic, Costalunga!
può permettersi troppi zero. Entra Maja Godner per Arianna Tomasetic. È ancora fallo. Godner su lenta. Priore a muro praticamente 1 o 0, che dir si voglia. 16-18. Pronta Tomasetic a rientrare per è preciso, super preciso sul secondo arbitro. Ha visto entrare Piero Bon quando doveva ancora fare il cambio, gli ha detto di aspettare fuori. Servizio di Priore su Piero Bon, Pinarelle. Costa lunga! Bonino Costa lunga! Matilde Pinarello al servizio. Volenta. Attacco di Giorgia Bulla, vincente 19-17. Servizio proprio l'autrice del punto Giorgia Bulla. Lunga attacca, difeso Caruzzi. Palla lunga. Minuto 17. Monica Costa lunga. Servizio su Priore. Caruzzi. Numero vincente! Una 17. Ancora Costa lunga al servizio. Servizio battuto. Pallonetto tentato, giocabile per la Rotoblast. Akin, difeso Priore. Piero Bon cosa ha disinnescato. Però deve concedere la free ball Bacchin. Purtroppo non riesce questa volta. Ancora Camilla Cornelli, mia coetanea, classe 96. 21-18. Detto la giocatrice più primavere di questa formazione. Attacco vincente ancora Cervellin. 1-19. Time out sponsor. Nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano. 21-19 il punteggio a favore della Rotoblast nel corso di questo quarto set. Per chi si fosse sintonizzato soltanto ora, vi informo che al momento la situazione per la Rotoblast, a parte che stiamo vincendo questo quarto set, ma momentaneamente che noi abbiamo perso per infortunio Agbortavi per uno strappo mentre stava facendo un salto a muro. Cantaluppi 20-21 e che sugli altri cambi invece sia Bremo che Don Coleoni stanno
abbastanza vincendo agevolmente contro le proprie squadre, quindi sono 2 pessime notizie, anzi 3 pessime notizie. C'è la possibilità per pareggiare con Cornelli, ed eccolo qua, il pari, 21 pari. Ancora un time out, credo abbia chiesto questo al secondo arbitro, o i cambi. Pronta Petruziello e Cantalupi, no, Bacchin. Allora rientra Petruziello, speriamo. Carli che è stata praticamente fuori tutta la partita, adesso speriamo abbiamo bisogno di lei adesso, non è solo il nostro posto da tanti punti delle ultime stagioni, ma è anche la giocatrice che è capitana della nostra formazione. Intanto il punto è di Valentina Cantaluppi, che firma il 22esimo punto per la Rotoblas. Chiara Giacomelli al servizio. Servizio battuto su Priore. Caruzzi, scusate. Cantaluppi, Murata. Chiara Giacomelli, lunghetta, Petruziello, Murata, Inarello, Cantaluppi, un salvataggio Priore. Giacomelli. Il Murata! Signore, sbollate i ruppini. Sempre io per i clienti, che fatto. Chiara Giacomelli, Bovolenta a ricevere. Fatta al punto questa volta, 23-22, Teresa Peloso. Rientra Bacchin per Petruziello. Cambio anche per Cerea, esce Camilla Cornelli ed entra Elena Di Deppi. Macchina riceve il servizio, Pinarello alza, Cantalupi. Purtroppo è out, 23 pari. Ancora Di Deppi. Di Deppi al servizio per Bacchin. Narello, una mano. Match ball Cerea, 24-23. Di Deppi, Mattetti, Murata, ancora giocabile, Pinarello, Bacchin. Portata fischiata contro la Cerea. Si va ai vantaggi, 24 pari. 24 pari. Anna Bacchin al servizio. Bovolenta. Massetti, Giutinare. Oh, Massetti! Bacchin! Cantalupi, Murata. Pinarello in bagger. Sputo! Sputo!
Calma, calma, calma! 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 Non ho capito se adesso chiama... Sì, no, ma perché stanno tutti pronti. Vediamo. Se è no, non può arrivare il rosso adesso. Sì, perché il primo è. A parte che penso che prima è richiamo. Parole. Mugugni. Allora. Attenzione. Allora è stato rotazione. Allora più mugugni totali all'Arena Biancorossa per questa decisione che farà veramente discutere. Paolo. Facchina al servizio. Bovolenta. Intanto il punto arriva a 25 pari. Teresa Peloso al servizio sul 25 pari. Cantaluppi. Oh, mamma mia cosa ha disinnescato. Il muro vincente di Pervellin. Che difesa di Di Zeppi. Che difesa di Di Zeppi. Infatti penso che perché vedo che si cara troppo. Allora match ball ancora per Cerea con Peloso. Fa tutto e finisce qua. Ragazzi, mi sa che qua ragazzi stagione finisce qui, mi sa. Allora, prossima settimana Don Colleoni, che però vi dico già ha vinto 3-0 con Promoball ed era scontato. Quindi ragazzi qua la stagione è veramente a un punto quasi di non ritorno. Silvia Briani, grazie. Grazie Andrea Zeni. Tutti voi l'augurio di una serena notte e speriamo di andarci con un altro spirito. Grazie. Allora, se lo può cominciare a rendere la serata, quindi questa